Record di vaccinazioni nel weekend, per 2 giorni consecutivi somministrate 600.000 dosi. Boom tra i giovanissimi. L'Istituto Superiore di Sanità, la protezione dura nel tempo. Da domani si allenta il coprifuoco che slitta a mezzanotte, altre 4 regioni passano in zona bianca, in calo contagi, ricoveri e vittime, sale all'1,5 il tasso di positività. Dopo il divorzio tra 5 Stelle e Rousseau, il movimento accelera sul nuovo assetto, tensioni nel centrodestra per il progetto di federazione, domani incontro Draghi-Salvini. Germania, la Sassonia al voto, test importante in vista delle politiche, secondo i primi exit poll frena l'ultradestra, si rafforza il partito di Angela Merkel. Aveva paura Saman, la ragazza pakistana scomparsa a Novellara. I miei vogliono uccidermi, il messaggio al fidanzato, e in una chat la frase shock dello zio, un lavoro fatto bene. Bella ciao, canzone simbolo della resistenza e colonna sonora di tante battaglie in difesa della libertà, una proposta di legge punta a farla diventare l'inno del 25 aprile. Buonasera e buona domenica dal TG3. Fine settimana questo da record per le vaccinazioni. Per 2 giorni consecutivi è stato sfiorato il picco delle 600.000 somministrazioni. Tutto esaurito nei cosiddetti Junior Open Day, a conferma che a spingere in queste ore la campagna sono soprattutto giovani e giovanissimi. Il vaccino, precisa l'Istituto Superiore di Sanità, garantisce una protezione per almeno 4 mesi. Sentiamo Lucia Sgueglia e poi il servizio di Francesca Sancine.